Ciao a tutti carissimi amici del Go e ben ritrovati in questa nuova pillola. Allora, come premessa innanzitutto volevo ringraziare veramente voi tutti per essere venuti all'incontro a Punta Gro la settimana scorsa, anzi ormai 2 settimane fa in realtà, anzi mi scuso per questo piccolo periodo di pausa, ma ho avuto veramente tanti impegni per cui non sono riuscito a concludere virtualmente l'incontro. È stata un'occasione molto bella anche dal punto di vista umano, ci siamo conosciuti, ci siamo scambiati opinioni, idee, abbiamo chiacchierato del più e del meno. Grazie veramente a tutti per essere venuti, può essere l'inizio di una tradizione, magari annuale o semestrale, o insomma da decidere, per poterci trovare e andare avanti. Ringrazio anche Alessandro Martinelli della Federazione Italiana Gioco Go, il quale mi assiste con delle news che appunto lui mi dà nel mondo del Go sia a livello nazionale che internazionale, e mi dà quindi la possibilità di arricchire le informazioni che vi do con del materiale fresco. Di recente quindi mi ha segnalato che in Giappone c'è il torneo Meiji in corso, e nel canale della Nihon Ki-in, quindi la federazione, una delle due più grandi federazioni di Go che ci sono in Giappone, questo è appunto un canale YouTube, e faranno vedere in streaming le finali dell'attuale astro nascente, di cui onestamente non ricordo adesso il nome, però vi lascio il link in descrizione dove potrete vedere anche le precedenti partite in streaming. Mi segnalano anche dalla Federazione Italiana Gioco Go che hanno una nuova iniziativa per incentivare un po' anche l'iscrizione di nuovi giocatori. Quando un giocatore arriva al grado Dan verrà premiato con una targa rilasciata dalla federazione. Bene, passata allora tutta questa fase di premessa al video, che sarà appunto una pillola, entriamo nel merito del video. In questo video cercheremo di sviscerare in modo elementare, quindi dai primi mattoncini, il concetto del keima, ok? Il keima l'abbiamo visto 1 miliardo di volte e ve l'ho sempre dipinto come una mossa molto importante e solida che permette di mantenere una certa connettività e di espandere, quindi di camminare verso altre direzioni del Goban. Però il keima agli occhi di un neofita, ve lo dico perché io stesso quando ho cominciato a giocare a Go e mi veniva spiegato il keima come fosse la quinta essenza del Go, io in realtà ci vedevo delle debolezze. Andiamo quindi sul nostro Goban e cerchiamo di capire queste debolezze, se ci sono veramente o se sono solo virtuali, se questo keima è un punto di forza assoluto o anche delle debolezze, e magari poi con un po' più di consapevolezza saremo in grado di utilizzarlo appunto nelle nostre partite, sapendo bene a cosa andiamo incontro. Ma andiamo quindi nel Goban a vedere gli esempi. Ed eccoci qua con il nostro keima. Io all'inizio della mia carriera agoistica non riuscivo a capire la potenza che poteva avere questa forma, perché seppur comprendevo che dava la possibilità di partire verso magari il centro da un gruppo che era ormai ben stabilizzato in questa zona, mi chiedevo sempre, certo, ma noi il keima possiamo sempre tagliarlo. A me veniva detto il keima è una forma forte, però come potete vedere il keima può essere tagliato, cioè queste due pietre a un certo punto con questo crosscut possono essere tagliate in due sezioni. Ma cosa ci balza subito all'occhio? Certo, è vero che può essere tagliato, però rifacciamo un attimo la sequenza. Quindi keima, con nero avanziamo l'ipotesi di taglio, bianco naturalmente tende a voler preservare la connessione e nero taglia. Ok, ora tocca bianco. Beh, è evidente cosa farà bianco. Riconoscete questa forma? Questa forma è la scala. Eccola qui. Bianco mette in scala nero, e se nero non ha nulla di suo in questa direzione, questa pietra di nero sarà catturata
inesorabilmente. Quindi possiamo subito notare che la potenza intrinseca di un Keima sta nel fatto che se attaccato ci si può difendere generando dopo una sequenza di mosse una scala. Di conseguenza viene spontaneo pensare che se nero a ragion veduta ha per esempio una pietra in questa posizione qui, per esempio, e cominciasse a fare l'operazione di taglio di cui prima, scusate, qui nero, ora sì, bianco sarebbe in difficoltà, perché mettendo in scala la pietra di nero, questa scala avrebbe un ladder block in questa posizione, di conseguenza se anche volessimo continuare, come ormai ben saprete, la scala sarebbe a vincere per nero, ed ecco che il taglio del Keima avrebbe funzionato. Eccoci qua, il Keima è tagliato, ora bianco qui in difficoltà, bianco anche se volesse tentare di mettere in difficoltà nero, nero qui ha tutto lo spazio per uscire, senza contare i doppiatari della scala persa per bianco. Cosa possiamo capire allora? Lo ripeto, il Keima è una forma molto forte che ci permette di espanderci verso un'altra direzione, perché intrinsecamente nasconde la possibilità di vincere una scala. Di vincerla se sappiamo che il nostro attaccante non ha dei ladder block in direzione dei tagli. Ovviamente il ragionamento è speculare, per cui se noi siamo nero e sappiamo che vogliamo attaccare un Keima di bianco, dobbiamo essere sicuri di avere già dell'influenza in modo da intercettare eventuali scale con il colore della nostra pietra. Se invece siamo bianco e ci azzardiamo, passatemi il termine, a fare un Keima per andare avanti, dobbiamo essere sicuri che quel Keima abbia, tra virgolette, le spalle coperte e ci siano delle nostre pietre che facciano a loro volta invece dell'influenza. Infatti nell'esempio iniziale qui vi dissi che la scala dovuta al taglio di questo Keima era persa perché qui non c'era nessuna pietra di nero, però viene persa anche se c'è dell'influenza di bianco. Vale lo solito principio, si intercetta prima una pietra del nostro avversario. Vi faccio ora un po' di esempi oltre al taglio che abbiamo appena visto. Poniamo ad esempio che nero abbia già una pietra in questa posizione qui. Ecco, questa pietra rappresenta un'ulteriore difficoltà che si può creare a bianco nel caso di un taglio al Keima, perché se come prima facciamo esattamente la stessa sequenza, vedete, quindi nero, bianco, nero taglia e si connette alla sua pietra, certo ora bianco qui può fare sempre la scala, però se questa scala dovesse funzionare per nero, per cui abbiamo il famoso ladder block in questa posizione, questo qui diventa un autentico taglio, perché quando si va ad intercettare la pietra, o meglio ancora se bianco sa che è inutile portare avanti questa scala, per cui non si mette a giocare tutta la sequenza perché già la legge da adesso e capisce che l'andrebbe a perdere, quindi bianco probabilmente nemmeno farebbe questa mossa qui, ma andrebbe per esempio a fortificare con la sua pietra. Ora nero se ne esce da questa parte, ecco, vedete che il taglio è ormai netto. Poi in base a cosa avremo da questa parte e a cosa avremo da quella parte, per cui dove andranno ad intercettarci quelle pietre fuggendo e dove andranno ad intercettarci queste pietre fuggendo, si potrà anche determinare il valore di questo taglio nell'economia di tutta la partita. Ulteriore esempio: mai tagliare un Keima, ok, con un Keima in questo modo qui, perché se ciò dovesse succedere e nero dovesse fare la sua solita sequenza, vedete, ora ci sarebbe
un taglio netto già da subito. Vedete? In più questa pietra di bianco sarebbe in scala. Probabilmente bianco qui, se sa di non aver niente nella sua direzione di fuga della scala, dovrebbe andarsi a salvare, e anche qui avremo un taglio severo, come viene detto anche in gergo anglosassone. C'è un ulteriore approccio che potrebbe avere nero in un caso del genere, e nel caso in cui fosse consapevole che un'eventuale scala nata in questa posizione sarebbe per lui a perdere. Di conseguenza, se nero ha questa situazione, però è consapevole, come vi feci vedere prima, che se dovesse fare questa sequenza la sua scala fosse a perdere, come in questo caso qui, nero potrebbe tentare di tagliare a questo punto in questa posizione forte di questa sua pietra. Bianco naturalmente tenterebbe di connettersi e nero andrebbe in questa posizione qui. Questo sarebbe un taglio comunque rischioso per nero in questa situazione, perché nonostante non si creino delle scale, ok, si verrebbero comunque a creare un sacco di possibilità per bianco di creare delle mosse forzanti per nero, ok, oppure da questa parte, tra l'altro facendo generare il famoso triangolo vuoto, che è la forma più brutta del Go in assoluto, vedete? E quindi certo, se nero fosse in difficoltà potrebbe tentare di fare comunque un taglio e cercare di trarre vantaggio dal suo taglio, però correndo comunque dei rischi. Ricapitoliamo quindi quello che ci siamo detti: Keima, posizione forte ma è tagliabile. Questo taglio diventa tanto più efficace se chi taglia ha dell'influenza, perché l'unico modo intrinseco che ha bianco, in questo caso quando fa un keima, per difendersi, sta nel fatto di avere intrinsecamente appunto una scala pronta per essere sfruttata. Benissimo amici, allora grazie per l'attenzione, spero che questa breve lezione vi sia piaciuta, vi sia interessata. È un concetto in sé molto legato al principiante, se vogliamo, questo qui del keima, però molte volte ci si rende conto che per istinto o perché ci è stato insegnato senza magari aver approfondito troppo la conoscenza che una determinata tecnica funziona, e noi la applichiamo ciecamente. Però vi posso garantire che se la incameriamo e ne comprendiamo l'intimo, questi concetti poi ci vengono utili anche per altri aspetti del gioco. Il keima è uno di questi. Vi lascio sempre i miei contatti in descrizione. Se volete scrivermi per mandarmi i vostri SGF per un commento, potete scriverlo a questa email, e potete anche trovarmi su Instagram a questo indirizzo, e anche su Telegram se vorrete iscrivervi e contattarmi direttamente, è sempre a questo indirizzo qui. Vi avviso che su Telegram ne è nata anche una piccola chat comune con le persone che hanno partecipato all'incontro di Punta Gro, ed è un modo anche quello forse più diretto e più immediato per scambiarsi pareri in merito al gioco del Go, e anche per scambiare 4 chiacchiere in amicizia. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima.